Amici bellini, un po' di cose di cui parlare, forse non eccezionali, non importanti, ma è bene almeno stare in contatto e salutarci, perché ci sono i recuperi di alcuni infortunati, qualche notiziola di mercato, una curiosità sul calendario e poi sono andato virale su Twix. Cominciamo! Fondamentalmente c'è tante carne al fuoco, la famosa carne al fuoco. Do il benvenuto ad Andrea Zeloni e a tutti i nuovi iscritti, benvenuti. Io sono Valerio Fluido e tento di parlare di cose del Napoli tutti i giorni quando è possibile. Qualcosa esce oggi e vi esce sul tardi perché non sapevo insomma se farlo o no, eccetera eccetera. E sono giornate di Champions, non ci riguarda. Però siamo autorizzati noi tifosi del Napoli a guardare anche altre partite oppure no? Perché su Twix c'è la polizia del tifo e non si può. Ma guardati la tua squadra. Quindi poi ne parliamo. Lasciate un like e passiamo alle novità, alle cose che ci interessano. Ci spostiamo un attimo e credo che la novità più importante, visto che ci stiamo avvicinando, la marcia di avvicinamento alla partita col Venezia, sono il recupero degli infortunati. Si sta parlando insistentemente del recupero di Mazzocchi. Di Neres non si parla, ma tutti ci stanno confermando che potrebbe ritornare. Qui Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese può tornare a sorridere. Rientra in gruppo di Mazzocchi e David Neres, entrambi rientrati in infortuni, il famoso Soleo. Non è ancora al 100% Anghissà, il quale ha messo nel mirino la gara con il Milan. Questa è una cosa su cui già si può discutere, perché per arrivare alla gara col Milan di mezzo c'è la pausa delle nazionali, quindi non vorrei, perché già sto leggendo qualcuno preoccupato, se lo convochi già con il Venezia poi automaticamente lo convocano in nazionale, tu te lo tieni infortunato, vai in nazionale e ci lavora sopra l'infortunio e quindi io onestamente non rischierei. Sta giocando Gilmour molto bene, stiamo utilizzando anche Billing, forse non è il caso di accelerare e quindi vedi potrebbe toccare ancora Gilmour eccetera eccetera. La prima partita del Camerun starebbe al 19 marzo, quindi proprio praticamente subito tempo in mezzo. Meglio che non sta benissimo ancora, chissà, sta ancora recuperando, fidatevi. La curiosità sul calendario che vi volevo proporre riguarda il Bologna, perché l'ho letto su X e comunque andiamo con ordine. Questo è il calendario che ci spetta. E lo so che tutti vogliono dire, per metterci pressioni o per autoflagellarci, che il finale di campionato è il campionato facile, tra virgolette. Ma avete visto in questo campionato quante volte le grandi sono scivolate con le piccole? Noi per primi, insomma, all'inizio col Verona, poi ultimamente con il Como, eccetera. Dipende dalle piccole, dipende dal quando, e quindi noi vediamo il finale: Cagliari, Parma, Genoa, Lecce, Torino. Non è è sicuramente una media, specialmente da quando hanno preso Almas e Casadei non si capisce niente. Il Monza, l'Empoli. Però prima di tutto questo abbiamo queste tre partite. Parte il Venezia, poi c'è il Milan e poi c'è il Bologna che fondamentalmente sarà un arbitro tremendo della corsa per lo scudetto. Perché se volete vedere un calendario veramente terrificante è proprio quello del Bologna. Io voglio andare alle Maldive, ma poi non ci posso andare. Io voglio acquistare quel palazzo, quell'Attica e Superattica, non lo posso acquistare. Io voglio. Lazio, Venezia, dopodiché Empoli-Bologna, perché loro hanno pure la Coppa Italia. Empoli-Bologna porta dopo 5 giorni a Bologna-Napoli, dopodiché loro hanno Atalanta, Bologna-Inter e poi da Bologna-Inter c'è Bologna-Empoli dopo 3 giorni. E noi sappiamo anche che Italiano è uno di quelli che fa il turnover scientifico, è uno di quelli che si diverte a non confermare mai la stessa squadra, record di formazioni diverse partita dopo partita, quindi immaginiamo che mischierà molto le carte e vediamo come le mischia e quando le mischia, perché comunque si stanno giocando una possibilità europea anche loro, e il caso ha voluto che affronteranno tutte e tre una dietro l'altra, Napoli, Atalanta e Inter. Dopodiché insomma se la devono vedere per questa sfida che potrebbe portare un'altra finale per Italiano e mica è poco, quindi la Coppa Italia, Udinese, poi Juventus, Milan, Fiorentina e Genoa. Calendario pazzesco
per Vincenzo Italiano, e questa è una curiosità, non ci cambia molto, però esiste questa curiosità. Che non possono mancare un po' di notizie di mercato quando si è infrasettimanali e non abbiamo partite, perché è così, e si parla di un po' di difensori interessanti. Si parla di De Winter, giocatore che io ho preso nel mio fantacalcio, non so se può interessare o meno. Il mio fantacalcio sta andando stranissimo, ero tra i primi del fantascarso, quello degli amici bellini, poi sono crollato assolutamente, rischio la retrocessione. Fondamentalmente sto andando molto meglio nel fantacalcio mantra, e quello là con i miei cugini, un macello, ma a voi non importa. Quindi De Winter, però ogni volta che si parla di interessamento da parte del Napoli ci sono Inter, perché l'Inter ha bisogno di svecchiare, ha bisogno di difensori. Secondo me Buongiorno gli interessava moltissimo, ma l'abbiamo anticipato. La Roma idem, però il Genoa sta stanziata 30 milioni di euro, mi sembra un pochino esagerato, soprattutto se poi, parlando di Solet, perché poi Meret, Solet, eccetera eccetera, e se il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni, e tu devi pigliare Solet, ma immediatamente l'impatto che ha avuto Solet con l'Udinese, grande. Qualcuno, mi pare che Pastore ha fatto un paragone un po' forte con il miglior Koulibaly. Al di là dei paragoni, è un difensore di grandissima personalità, estrema fisicità, non disdegna l'andare in avanti anche con qualche dribbling, eccetera eccetera. Mi sembra impostare abbastanza bene, ancora deve fare le sue esperienze, può ancora crescere tantissimo, però l'impatto con il campionato italiano è stato subito ottimo, e quindi si dice Conte stregato, è plausibile che possiamo essere interessati. Ma ovviamente su Solet c'è poi a 30 pure l'Inter, perché non c'è dubbio, attenzione anche all'Atalanta, e ovviamente tutte le tre squadre interessate anche al discorso scudetto. Ci troviamo facendo, si parla anche di questo rinnovo, ci avevano detto il rinnovo è fatto, cosa fatta, eccetera eccetera, e invece adesso si parla di breve estensione, come al solito, cioè tutte le volte Meret non è che uno ci crede fino in fondo, ma fa un rinnovo di un anno, l'opzione di un altro anno, eccetera eccetera. Quindi si parla di un altro rinnovo mini, con aumento di ingaggio in questo caso, perché Meret non prende moltissimo di ingaggio, con opzione. Il portiere vuole un rinnovo di 2 o più anni per estendere. Alcuni club stranieri sono alla finestra, stanno guardando. Tra l'altro la parentesi sulla Champions ieri viene spontanea, perché non so chi di voi non si può guardare Kvara non si deve guardare, perché dobbiamo essere arrabbiati con Kvara, tutto quello che volete voi. Ma abbiamo visto un Donnarumma in grandissimo spolvero, un PSG che dall'alto di una età media molto bassa, perché noi ne parliamo spesso dell'età media ed è importante parlarne, con il Napoli e l'Inter che hanno un'età media importante, che si porta anche una certa esperienza. Ne parliamo al contrario per la Juventus, età media più bassa. L'età media del PSG di ieri era sui 25 anni. Hanno tutti questi talenti fortissimi, anche quelli che partono dalla panchina sono straordinari, e hanno espugnato Anfield, sono arrivati ai rigori. Donnarumma è stato non solo bravo nei rigori, ma è stato presente in tutte le uscite con grande coraggio. Lo sfregio gli è rimasto di un'uscita pericolosa coi tacchetti, e quindi è come se fosse diventato uomo, tra virgolette, anche esteticamente. E a parte che lui ha perso i capelli, sta perdendo i capelli, se ne 26 anni e perde i capelli da un sacco di tempo. Comunque passa il PSG e fa fuori la migliore squadra della Premier, e non è poco, e quindi protagonista, come fu protagonista Alisson all'andata, perché PSG doveva vincere 4-5-0 o a 1 se vogliamo, è stato protagonista questa volta Donnarumma. C'ha comunque qualche parata, Alisson l'ha fatta anche nella partita di ritorno, e passa il PSG, come passa il Bayern che incontrerà l'Inter. Ed è qui che io sono, mio malgrado, diventato un po' virale, perché c'è stata questa cosa qua, tuffo brutto da parte di Thuram. Come vedete 77.000 visualizzazioni, tutti 74 riposte, eccetera eccetera, e 74 sono la maggior parte insulti nei miei confronti, perché come mi permetto io da tifoso del Napoli a parlare di calcio di altre squadre? E non ha la presunzione di far diventare X un'oasi come lo è YouTube, come ho effettuato una scrematura importante
all'inizio della mia avventura su YouTube, X è impossibile da gestire, anche perché tu li puoi segnalare quando dicono cose così, la fanno franca sempre, quindi io mi limito a ripostare tutte le cose che loro scrivono e poi quando ho tempo li blocco a uno e non posso nemmeno dire ma che questo mi ha bloccato, non ho mai interagito. Il ripostare serve a quello, non serve per farli diventare famosi, ma magari c'è qualcuno che dice ma questa te la potevi evitare, anche tra voi dello stesso tifo. Perché il punto è questo: se Thuram fa una simulazione, io non me la sto prendendo coi tifosi dell'Inter, io sto dicendo a Thuram, vergognati, stai 4-1, stai vincendo 4-1, non c'è bisogno che ti butti a terra per prendere un altro rigore. Tra l'altro non avevo visto il rigore dato a Taremi, anche lì inventato, quindi c'era quello, quell'altro, l'altro rigore pure si poteva discutere, un rigore inventato e un rigore dove fortunatamente al VAR è stato visto e diventa ammonizione per simulazione. Quindi io mi rivolgo a Thuram, non mi rivolgo ai tifosi dell'Inter. I tifosi dell'Inter avrebbero l'occasione di indignarsi anche loro, così possono la prossima volta che un Teo Hernandez si butta a terra, o un Ildiz, o un Politano, possono dire le simulazioni non ci piacciono. Non lo puoi dire più se te li vai a difendere. Vai a sporcare Roccaraso insieme agli altri scugnizzi. Che risposta è? Rispondimi nell'ambito sportivo, dice no guarda secondo me lui viene sbilanciato oppure inciampa oppure per me il rigore e basta così. No, io devo andare a Roccaraso con gli altri scugnizi. Se non è acerbismo questo, il luogo comune che adesso è diventato Roccaraso nei confronti del napoletano. E questo è un tipo di risposta. Un altro tipo di risposta è mettere in mezzo Maradona per nessun motivo al mondo. Mordesse poi con la mano e venga a fare le sfogliatelle, perché devo essere sempre così. Quindi se non sono di Napoli o non tifo Napoli posso fare la morale, perché non ho, se sono tifoso del Monza non ho Maradona e non ho le sfogliatelle. Quali dolciumi mi inviti a mangiare? Quindi non avete argomenti, avete solamente delle fissazioni mentali contro certe etnie o etimologie, stavo dicendo, ma no, etnie, perché poi comunque il napoletano è una lingua, quindi anche lì l'etimo c'entra. Guarda le tue partite infrasettimanali e non rompere i coglioni. Me le guardo le partite degli altri, mi piace il calcio. A voi non piace il calcio, a voi piace solamente la vostra squadra. Io quando Thuram poi dopo fa doppio passo, se ne scarta 30 e prende la traversa che sembra Ronaldo il fenomeno, io lo apprezzo. E ancora peggio, vuol dire che tu hai quelle qualità. È distinto, devi fregare l'avversario, devi fregare l'arbitro per avere un vantaggio in più, perché ma gioca a pallone e fammi vedere che sei forte, e ce l'hai. E quando fai un gesto del genere io dico Thuram è più forte di Lukaku in questo momento. E andiamo all'apprezzamento di quello che è il calcio al di là della sciarpa e la bandiera. Non si può fare, eh? No, non si può fare. Avete tempo libero, non so, una pizza da preparare, l'immondizia da buttare. Non avete nemmeno tanta fantasia con i luoghi comuni, non funzionate. Non vi funziona. Poco altro da dire se volete lasciare un like, ma volevo condividere con voi non è nemmeno un'amarezza, perché io lo so benissimo che quando scrivo una cosa su X so cosa attraggo, non c'è dubbio. Però io ci tengo anche a questo. Io quando mi dicono ma tu hai avuto un rigore con Politano così, falso, perché Politano viene preso tacchetti e coscia, quindi dici il falso, però vuoi mettere a confronto due cose per avere ragione. Falso. Però io sono inattaccabile sotto questo punto di vista, perché quando i miei accentuano io riprendo anche loro, ma a futura memoria voglio mettere a verbale che io mi concentrerò molto sui giocatori delle altre squadre. Perché? Perché i giocatori tutti leggono tutto. Alcuni si fanno passare tutto davanti agli occhi, entra da un orecchio e esce dall'altro. Altri sono più sensibili. E visto che i tifosi masochisti, che poi fanno del male alla propria squadra, spesso attaccano i loro stessi giocatori, io farò il contrario. Cercherò sempre di essere obiettivo. Se il giocatore gioca male, anche dei miei, lo dirò. Ma se devo sottolineare un altro giocatore di un'altra squadra che fa delle cose che non mi persuadono, vedi un Leao, vedi un Vlahovic in futuro, magari beccato da qualche parte, eccetera, eccetera. Vedi un Teo, vedi un Thuram, vedi un Lautaro.
Io lo dico e mettetevi l'anima in pace, perché può essere che là nel nostro piccolo qualcosina la possiamo spostare. L'importante è non far passare tutto in cavallerie, che quando loro fanno qualcosa non succede niente, perché il centro del potere, il centro della comunicazione sta lì al nord, quindi decidono loro. Io ho un punto di vista internazionale, perché guardo su Paramount Plus e commentano squadra italiana, si è buttata, ma che vergogna, si dovrebbe vergognare. Quindi non colpisce solamente il Thuram, non colpisce solamente l'Inter, ma colpisce un po' il campionato italiano, e se ne aggiungiamo uno dietro l'altro. Ricordate Immobile con la nazionale che rotola e poi si alza per andare a esultare? Non ci conviene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Mi vado a vedere Atletico Madrid, Real Madrid, eccetera. Posso?